Buongiorno Renzo. Buongiorno professor Maggi. Ti ho insegnato che bisogna Lei è sempre... Sì, scusi. No, perché Il professor Maggi è un maestro di vita, un vero maestro di vita. per chi lo sapesse, non sacco capita, di cose. non capita, ma se capita, ci siamo messi davanti. Ha ragione. Vabbè. La volta scorsa abbiamo parlato del basso polesine, di cui io sono ferrato, perlomeno conosco un po' più di te. Mi permetta di definire il cantore. Il cantore. Però quando si parla del capoluogo, il cantore è sempre quindi. Per compensazione, io nei rumors che sento, poi io seguo anche i social, tutti i social, ultimamente mi seguo anche LinkedIn. E vi dirò che mi piace molto anche lì. Sì, però a parte questo, c'è un po' di fibrillazione nel comune di Rovigo e soprattutto nei Fratelli d'Italia. Un po' molta? Un po' molta? più del po'. Sì, un po' più del po'. Diciamo che il gruppo consigliare, il partito di Fratelli d'Italia, che ha avuto un incremento molto grande negli ultimi 2 anni, diciamo pure una esplosione, ha i suoi dirigenti che affrontano la prima grande prova di vita e di esistenza, che è quella del governo del territorio, con le difficoltà del fatto di essere articolati dentro, di avere quindi... Quanti anni ne ci sono di Fratelli d'Italia? Beh, dentro, allora, in teoria nessuna, c'è solo l'anima del segretario, della segretaria. Che sarebbe? Beh, della Mantovani. No, ma lei è ancora lei? No, ma lei è stata adesso Amidei è il commissario. Ma un conto era un conto è il commissario. E allora c'è questa fibrillazione dovuta al fatto che come tutti, guardi, io vengo dalla Democrazia Cristiana, dove di fibrillazioni di corrente ce n'erano tantissime. Potrei fare una lezione universitaria sul numero delle correnti della DC e su cosa significava. A volte sono fattori positivi, a volte un po' meno. Diciamo che dentro Fratelli d'Italia c'è un po' di movimento, perché è un partito vivo. Sì, quindi è un fatto positivo che ci sia movimento. È un fatto positivo che ci sia movimento. Noi, è un esterni. Fatto un po' diciamo che, esterni, sì, diciamo che all'interno hanno ci sono delle leadership, hanno cambiato il capogruppo per una sorta di incidente che ha avuto un esito non molto positivo, hanno avuto un assessore in meno e non l'hanno ancora sostituito, e c'è un sacco di discussioni sui giornali. Diciamo che il professor Maggi, la sua professione determina il lievitare o no della politica nella nostra città. Beh, questo finalmente. Finalmente, no? Perché prima era una morta agora, non si vedeva mai niente. Questa è, sai cosa? Il gruppo di Fratelli d'Italia deve scontare il fatto che se escludiamo 2, gli altri sono tutti neofiti della politica e quindi devono farsi le ossa. E imparare qualche volta, anzi spesso, che prima si pensa, poi si parla. Invece spesso il carattere, l'entusiasmo, la voglia di affermazione determina che mi allargo ancora un po' di più. Che è un casino. Mi allargo ancora un po' di più. Presidente della regione, facciamo un Fratelli d'Italia, un leghista o addirittura un Forza Italia, perché poi potrebbe essere che tra i 2 litiganti spunta un toso. Guardi, mi ricomplimento per la sua sagacia, ma lei è anche un po' mi consenta, sta dicendo un po' stronzo, perché la domanda è veramente, come si dice in questi casi, ficcante. Allora però voglio essere all'altezza, se posso, della domanda, che comunque è ben fatta.
Allora, in questo momento il presidente è Luca Zaia, presidente della regione, leghista. Fratelli d'Italia non nasconde da nessuna parte la sua ambizione nel voler portare a casa per il proprio partito la presidenza della giunta regionale. Anche perché un pochino in questi anni ha purgato Fratelli d'Italia. Eh sì. Cioè, non ha mai avuto grosse... Beh, ma adesso l'esplosione è di qualche anno fa, prima... Quindi un po' di nervosismo ce l'ha? Sì, diciamo che dalle ultime politiche che vi è l'esplosione elettorale, prima non c'era. Però sai, ti lega al dito qualche cosa non fatta Però, diciamo, poi c'è Fratelli d'Italia che ambisce, visto che è il primo partito alle europee e il primo partito è stato alle politiche, e poi c'è Forza Italia, il mio amico Flavio Tosi, che spesso insiste, appena può insiste e dice: ehi, piano, c'è anche Forza Italia. Allora, amico mio, come lei ben sa, è un tavolo nazionale che decide queste cose, il tavolo dove ci sono i capi di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, della Lega e dei Noi Moderati. Le faccio una previsione e poi, se vuole, ne parliamo e approfondiamo. Secondo me il presidente della regione rimarrà della Lega, ma non sarà Zaia. Sì, anche perché altrimenti dovesse sconvolgere le leggi. Quindi, certo, sì. Quindi, sono due mandati, quindi ne ha fatto uno in più. Lui ne ha già fatti però tre. metti che ne abbia fatti due. Lui vorrebbe fare il quarto, però non sarà Zaia. Però la risposta immediatamente successiva è perché non può essere Zaia? Perché non c'è la norma nazionale che lo prevede. E quindi i quattro, che alla fine risponderanno con saggezza alla fibrillazione che nel Veneto c'è, perché bisogna dirlo, nel Veneto c'è un bel movimento all'interno dei vari partiti, ma è probabile che finisca così. Se vuole, dopo, per controcampo, probabilmente la Lombardia andrà a Fratelli d'Italia. Lei dimostra di essere ancora più acuto e intelligente di quanto... No, è molto facile, anche perché sempre, per un minimo di alternanza, la regione Lombardia è governata dai leghisti da subito dopo Formigoni in poi, quindi stiamo parlando di 20 anni. E quindi, detto questo, Zaia? Questa è un problema suo, dice. Questo no, diciamo che in questo caso la sfera di cristallo non l'ho ancora. No, però c'hai qualche idea cosa gli faranno fare Zaia? Io so che il suo nome corre molto per il vertice del CONI nazionale. Sì? E noi non me l'aspettavo come sindaco di Venezia. E noi glielo auguriamo. Vabbè, certo. Arrivederci a tutti.